I won't tell you the big history because every city have a big history. For me, this city is very important because I have living here, okay? And I want to your show the house of Maria and Pasquale, okay? Come with me. Is this the church here? Yeah, this is old church, mister. Ah, it's beautiful. Yeah, very beautiful, thank you. This is the house of Maria and Pasquale. For me, it's very important because apartments of my family. I am the Asunta's great grandson. Very nice. Asuntas is a cousin of Maria. Yeah. This was the house. Yeah. For me, it's very, very important. In this city, for me, it's very important of old Peter. Yeah. Okay. I wanted to show the house of Dorina. The last habitant. house. Yeah. Oh, yeah, Last oh, yeah, habitant, yeah. Yeah, do you have a looking They of told book, me, yeah? yes, yes, I Okay. see that. Okay, mister. Yeah. Dorina is a last habitant of Roshina. Yeah. And now in this place. How many years has Una sera, di tanto tempo fa, ero da solo in casa e la televisione trasmetteva un film italiano in bianco e nero. Guardavo quelle immagini e nella mia mente riafferravano i ricordi. Io, mio fratello, mia sorella, mio padre, mia madre. Mi ritornavano in mente i sapori e i profumi della mia terra, quella terra bagnata di rugiada. Il sapore del latte appena munto, il cinguecchio degli uccelli che davano l'inizio a un nuovo giorno.
Tra le foto trovo un foglio ingiallito dal tempo, un racconto scritto da mia madre, i suoi ricordi di un trascorso contadino, la vita di quel paese che ci ha visti nascere, dove ha inizio la nostra storia. Tutto in mano San Marino. Buongiorno. Siamo girati. Io, un bambino di un piccolo paese di montagna, oggi un anziano signore che vive alla periferia di Brooklyn. Stiamo coperti. Dai, una buona giornata, oggi al giusto sole, a musica sta meglio, già, fatichiamo più vedo, già. Sì, mi vedo un po' di latte per tu. Maria, ce ne andiamo che Gian Nicolò già sta suonando il campano. Ehi, siamo un giro.
Va bene la poco, fa. Fammi a vedere, dammi, Passiamo, prego. Voglio, ci vogliamo muovere o no? Casa da fatica, non puoi a prima mattina. Questa è una giornata. Cioè ci muovazza tanto per non mettere manco piatto a tavola. Andiamo a faticare, Taglialo il bello, non so. Stare così. Date poche pazienza, piccere. Manca poco, Don Nico. Maria, a te che si dice? Domenico, che leggerisci? Sempre le stesse cose. Marito, la fatica, la casa, i figli. Maria, non ti preoccupare che tutto si risolve. Abbi fede. Speriamo bene, Domenico. Andate in pace. Grazie. Buongiorno Alfonso. Buongiorno, Don Nico. Tutto bene? Tutto a posto, assaltato. Facete un bicchiere di vino. No, grazie, ma ci abbiamo mangiare a chiesa. E che le acque, che c'è un bello bicchiere di vino rosso. Assaltato. Non posso rifiutare. Come vanno le cose a fuoco? È tutto a posto. E questo è l'importante. A fuoco, io come vanno? Se no dove lo appoggiamo questo vinello? Porto pure due noci. Io che lasciavo qui. A fare ricordate che la morte del noce face cavallo. Io è. Ma che ne so io, carciofini il fatto moglie? Ehi, E piglielo io. Don Nico, ma te scetate scalzo stamattina? Alfonso, ricordati che al mattino bisogna nutrire il corpo come si nutre l'anima. E poi dopo vuoto, ci sta. È suo, vieni a casa. No, no, Maria, tengo a caffè, c'è prima roba. Luci, tu? Prima venga a pigliare un bello caffè. Via, ci prima roba. Per noi ci prima roba, Vabbè. Buongiorno, Maccio. Buongiorno. Mimmo, e muoviti a bevullare, se no si fa tarda a scuola. Questi creatori mi fanno proprio pena.
Si vanno a scuola ma non hanno un futuro in questo paese. Un sabato, ma che ci andiamo in mezzo? Pensa a fatica, eh! Volete bene? Tenite, tenite. Voglio, la picchiaia è una brutta cosa. Non salva tu, ma qua vecchiaia, quello su tutto l'anno di fatica che avete fatto. Perciò Pascal, non va fino a me, lasciasi terra e va a cercare fortuna. Tutto bene? Sì. Siete andati a scuola? No. Ah, lui non è venuto. No. Sei bugiardo. Ti messo mangio di Samir. Aspetta, no tutta quanta a te ce n'erano poco pure a fare, aspettatelo là, qui. Mattino. Bravo, bravo. E mangiate per Samir. No, facete bravo. Ma so che stai mangiando tutta quanta tu? Che da cicci, era pure a frate da me. Yeah. Bravo. Tu sei bravo. Sei un bravo giovanotto. Abbassa catena, la fresca fontana, non voglio sposare un Giuliente, voglio pigliare una Giuliana. Abbassa catena, la fresca fontana. Tu sei? No. Che cucinato? Frippe e patà.
Teretu, zuppari cicere. Maria, e tu? Io gioco c'è una troppa nipote perché credo vanno pazzi. Buona giornata. Io ci rimanga troppo. Fatti buono. Chi le sulle poverelle si mangiano un panno cotto? Tu parla così, perché non tieni bocca da sfamare. Ma voglio sposare la luce lenta, ma voglio pigliare una cilentana. Non me ne importa che non tiene niente, basta che tiene la fresca fontana. Ma voglio sposare la luce lenta, ma voglio pigliare una cilentana. Non me ne importa che non tiene niente, basta che tiene la fresca fontana. Maria, che si dice? Ogni coppia si dice, i soliti cose, si dirà annanzi. Facciamo un'occasione che mi ha conciato. Vabbè, Donnico. Ciao, Donnico. Mimmo, Sì, fammi un piacere, vado a Donnico a tagliare una cosa. sì, mamma. Anche io. Sì, no. Don Nico, dite a mamma che me ne ha qualcosa. Aspetti un attimo. La giusti guardavo una mela, Mezzo, è un gesto. Mamma, questa l'ha mandato Don Nicola. Grazie. Io vado a giocare. State accorta tu.
mezzo litro di vino la solita notte. Che non faiamo? Si porti qualcuno a Maria. Vai là, guadagna così i soldi, stanno buoni. Salvatore, ma hai capito che non tengo manco soldi per mettere un piatto a tavola? Va buono, non ti preoccupare. Sai come ha fatto il lavoro, mettilo là, guadagnate una cosa di soldi, mi ha fatto il biglietto per la famiglia e si è portato là. Salvatore, ma sai che faccio? Vado a casa e ne parlo con Maria. Pensaci, e lo consiglio. Vabbè, muoviamoci a fare una bevuta, va? Marina, voglio ancora tornare? E se non caro solo il motore. Per me che cucinare? Voglio del patà. Tu Maria? Grazie a Don Nicola ci ha fatto una bella zuppa di fasulli. Marina, vuoi stare un po' d'acqua? Io Basta uno. Basta. Ci non dai. Basta. A fuoco, altro po' che vino. E quattro. Dobbiamo mettere io, oggi a parlare un momento con Don Nicola. Buonasera, Nico. Buonasera, oggi. Nico, volevo cercare un consiglio. Oggi ci ho parlato con Salvatore e mi ha detto che me ne potessi in America, che là posso mettere a posto la famiglia mia, mi posso mettere a posto io. Ma che ne pensate? Certo che ha pensato non è male. Che lei in America può dare futuro ai figli tuoi. Possono studiare. E pensandoci bene, là c'è un amico di vecchia data. Ma ci manda una lettera, lo scrive. Capace che trovano posto di fatica. Una casaretta. Nico, scusate, ma io non tengo neanche soldi per mangiare. Ma come mi faccio sto biglietto per vapore? E non ti preoccupare Pasquale, Dio vede il problema. Significa che te li darò io. E quando tu mi dai una volta. Grazie assai. Buona serata. Buona serata, Nico. Ci ha pigliati all'ultimo, ci no. Quanto vuoi? Sì, ma allora teniamo almeno 3 punti. Quattro punti. Guarda, Cattapugamo 4 sì, ma la prima era 9. Ciao Maria. Pasquale, ma che sei senza dici qualcosa? Ma no Maria, sai che stiamo faticando in da tempo. E come a tutti i giorni ci mettiamo a Salvatore un coppo fatto la picchiaia. Solo che sta a un certo punto, ma guardate e mi fa, voglio non fa fine amica mangiare ridotto così in da picchiaia. Fa come hanno potuto, che si è pigliato un vapore e se ne chiude in America. Poi, ciao papà. Maria, ci pensi che bella cosa? Restiamo a venire creatura. Pasquale, ma ti rendi conto che non teniamo anche i soldi per mangiare? Sì, Maria, ma i primi tornare a casa. Oggi incontrato a Don Nicola vicino alla fontana. Ci abbiamo messo a parlare e mi ha fatto capire che mi può dare una mano per in America. Io vado là, faccio una cosa sorta. Una parte ci allunga essa e con l'altra parte vi faccio un biglietto e poi ne venite con me. Pasquale, ma sai quanto tempo ci vuole per fare tutte queste cose?
Mari, non ti preoccupare. Dai, ma dica notte più. Elia, come ogni anno, anche quest'anno, ci sarà la processione per andare in Coppa Grotti di Santo Luce. E tu mi fai un favore. Dimmi, Donnico. E ritengono loro andare a sta coscia esagerata. Forse sarà l'età, secondo me. Donnico, l'età. Sarà una freddezza. Eli, mo è freddezza. Poi l'età, il non posso accompagnare. Tu mi dici, fedele, lo vestito a festa. Andiamo in Coppa Grotti di Santa Elice e festeggiamo. Donnico, la gente non si diverte se non ci stai tu. Ti li preparano un sacco di roba, la frittata con gli asparagi, casacavalli, capocuori, luce, lucelli, un vino nuovo che faccio io. Che fanno come mangiare? Elvio, tu non ti preoccupare, io mi organizzo fuori la casa di Fasanello, con chi là che già fanno assai di manca poi, gli anziani del paese. Ci mettiamo là e ci mangiamo pure noi, la frittata, o casacavallo, la sapressata, il luce, il lucello e ci vogliamo pure un bicchierino. Donnico, e con la benedizione come facevi? Elia, non ti preoccupare, io mi seguo con lo Spirito Santo. Ieri sera, quando stavo cucinando e trasito Pasquale, mi sono girato, ho detto Pasquale, ma che è questo pizzarino? Mi riesce qualcosa. Che mi disse che mentre stavo in campagna, parlando con Salvatore, e ho detto, ma che ci fai qua? Perché non te ne vai in America? E io ho pensato che fosse una cosa buona. Però io ci ho detto, Pasquale, ma tu sai che non ti manchi i soldi per mangiare? E mi ha detto, non ti preoccupare, che mi aiuta Don Nicola a mi fare un biglietto e a mi fare partire. E io ho continuato a dire che comunque passeranno un paio d'anni per queste cose. 2 anni volano e dai la possibilità ai figli tuoi di cambiare vita e cambi vita pure tu. Ci capite, Lucia, ma io il paese non lo voglio lasciare. Un proprio sacrificio c'è da fare. Se tu te ne vai in America, se stai 8-10 anni, ti fai una bella cosa di soldi, tu ti accattano li vedi e l'America la continua a fare qua. Speriamo buono, Lucia. No, Maria, io considero che managgio partire per America senza voi. Ma stringo ancora. Vabbè, devo provare la colazione.
E chi è che sto? Va bene un poco, va. Che è successo? Qualcosa? Pascassi. Poi adesso. Che è successo? Aspetta. Ha visto luce appicciato. È saputo avere che è successo. No, adesso. Erika non riusciva a dormire. Ma perché che è stato? Sto pensando che oggi è America. E ha già lasciato sulla Maria e creatura. Ha già partito. Per cercare ce l'hanno futura essi e piccirilla. Ma passeranno almeno 2 anni prima che mi posso portare là. Pasca, non ti preoccupare, ci pensiamo noi a loro. Mari, e che ci fai a questo angolo in da chiesa? Don Nico, sto pregando la Maronna. Che ci aiuta a me e i figli miei quando ci andiamo in America. Mari, ma sta tranquillo. La Maronna sta con te e con la famiglia tua. Non ti preoccupare. In America puoi dare solo un futuro brillante ai tuoi figli e a tuo marito. Però mi dispiace lasciare il paese. Il paese le ha portato in tuo cuore. Va a cucinare a Pasquale e i figli tuoi. Oh, Rafo! Don Nico, buongiorno. Ciao Lucia. Don Nico, io sono venuta qua perché vi racconto una cosa. Voi sapete che appena vita ho messo qualche soldo da parte perché pensavo al futuro di un figlio. Don Nico, sono così emozionata che mi viene da chiamare.
Figlio, non ne sono arrivata. Luci, tu hai fatto tanto per questo paese. E sono pochi figli tuoi, i figli di tutti quanti. L'unico, un figlio proprio è proprio. Però non è mamma solo chi li fa i figli, ma pure chi dà una mano a qualcuno appresso. Io ho pensato, per dare sfogo a sta fama mia d'amore, di aiutare un pochino queste creature di marito. Ci vuole essere una cosa di soldi, una buona somma di soldi. Però lo devo fare senza che lei ne sappia niente. Perché essa si mette pure il cuore, se qualcuno ci dà qualcosa. Lo so. Il paese è piccolo, Don Nico, la gente subito mette un naso dappertutto, e nessuno si fa i fatti suoi. Allora io questi soldi li voglio far passare tramite a te, Don Nico. Luci, sei stata sempre una grande donna. Hai fatto tanto per i bambini di questo paese. Gli Amarone Torrelli. Don Nico, questo è quello che sento di fare in questo momento. Però è una cosa che deve stare tra me e te, Don Nico. Basta. Ora vai a America e sta fa che ti scordi di noi. Salvatore, ma che stai dicendo? Ma come? Mi scordi voi? Beh, hai sapere, Uè, Luci, Guarda, come stai? buona, e tu? Tu ti danno? Sono venuta per accattare io biscottini per creatura. Vieni, trazzi. Dai, un biscottino a te. Non a te. Aspetta che questo lo porta Giovanni, aspetta. Buonasera, Nico. Mi fai squadrare, sa siete? Sei stanco? E quello è il caldo, è il lavoro. Brava Pasquale, ho trovato una bella cosa. Vieni. Fatti un bel bicchiere di limonata. C'era una bella notizia. Il mio amico di Brooklyn mi ha risposto. Lì ci sta una famiglia del Cilento che hanno un piccolo negozio di import e export e tu vai a faticare con loro. Nel frattempo dovevi arrangiarti una piccola casa, sempre di questa famiglia. Pasqua, stiamo facendo tutto questo per dare un futuro ai tuoi figli, a te e a tua moglie. Grazie, Nico. Pasqua, ci sta un'altra notizia ancora più bella. Brigida. Rimani in attesa di biglietti. Il biglietto? Pasqua, il biglietto, perché parte della famiglia di uscire. Madonna. Non ringrazia papà, mi sa di creatura. No, grazie. Ma c'è da partire, ma già da notizie.
saputo che mi arriva in America? E come non l'ha già saputo? Lo stanno tutti quanti nel mio paese. E che pensi sta cosa? E che già pensato? O se è buona quella che pensa che la morte fanno? Se non era per Don Nicola, ma anche i soldi per chi io porta tenevano. Lucino poco sono contenta, almeno si salva una famiglia. Serafì, e se salva famiglia ha sbagliato. Mangialo che Oscar. Non già fatti. No, già fatti. Ah, da fare gustando io. Guarda, gustando io. Tony, ti voglio ringraziare per la mano che mi hai dato ad aiutare una famiglia del paese. Non c'è bisogno, Nico. È vero che siamo una piccola comunità, però in questi casi diventiamo una sola famiglia. Alla salute, Nico. A salute di Guagliù. Che ne dici, Nico? Quest'anno è venuto un po' di sciacquarillo, vino. Stava annata un po' piovosa, Nico. Avete ragione. Vieni qua, vieni qua, questo con me, vieni qua, dammi un bacione, perché Mari, mi raccomando, il creato e scrivimi. Mazzu, che siamo là dove? Grazie di tutto. Mi raccomando, ma state qua, state attenti alla città è diversa del nostro paese. Nella città ci stanno i lupi. È tornato in presto, perché il paese nostro aspetta sempre. Pasquale, finalmente vedo avverare i vostri sogni. Grazie, Sono qua per salutarvi di persona e porto i saluti della cittadinanza. Grazie a te. E vi auguro un buon viaggio. E soprattutto mi raccomando, non dimenticate Roscigno. Mai. Un bacione. Mai. Hai visto, Serafì?
Alla fine ce l'hanno fatta a partire. Luci, vabbè, almeno loro vanno a fare fortuna. Vanno a fare fortuna. E crea fortuna. Che ne sanno loro la fortuna? Ma perché a te ti pare giusto che noi stiamo qua e loro sono partiti? Non ti preoccupare, Lucia, la fortuna arriva pure per noi. Devo io sentire anche a te oggi, va? Thank you.